Ben trovati su TalkerTIC, il portale dell'informazione libera, facile e chiara. Nell'articolo di oggi vi portiamo ad Augusta, in Sicilia, dove ogni estate si rinnova un appuntamento che unisce fede, storia e tradizione popolare, la festa di San Domenico, patrono della città. Ogni anno, tra il 3 e l'8 agosto, Augusta si trasforma. Le sue strade si riempiono di luminarie, preghiere, musica e profumi della cucina siciliana. La festa è molto più di un evento religioso. È un legame profondo tra la città e il suo santo protettore. Tutto comincia con il triduo di preparazione, 3 giorni dedicati alla riflessione, alla preghiera e alle celebrazioni liturgiche. Il 3 agosto segna l'inizio ufficiale dei festeggiamenti, con i vespri solenni e il suono delle campane che annunciano l'apertura della festa. Dal 4 al 7 agosto la città vive un susseguirsi di eventi, concerti, spettacoli, mercatini artigianali, stand gastronomici con dolci tradizionali e piatti tipici. Non mancano attività per famiglie e momenti culturali dedicati alla storia della città e del santo. Il momento più atteso arriva l'8 agosto, giorno della solenne processione. Il simulacro di San Domenico, riccamente adornato, viene portato a spalla per le vie di Augusta, seguito da fedeli in preghiera, bande musicali e confraternite. Un corteo che unisce sacro e popolare, in un clima di intensa partecipazione. La giornata si conclude con uno spettacolo pirotecnico che saluta la festa, lasciando nei cuori dei presenti un ricordo indelebile. La festa di San Domenico è molto più di una ricorrenza. È un momento in cui la comunità si stringe, i legami si rafforzano e la tradizione si rinnova. Un'esperienza che racconta l'anima vera di Augusta. Dal 3 all'8 agosto 2025, la città vi aspetta. Partecipare significa vivere un pezzo autentico di Sicilia, tra fede, cultura e accoglienza. Se questo audio articolo ti è piaciuto, aiutaci a crescere. Condividilo. È un gesto gratuito che non costa nulla, ma per noi vale tantissimo. Grazie.